Noi stiamo tentando di tenere pulite tutte le nostre spiagge, la nostra costa e il nostro litorale. Storicamente diciamo che abbiamo sempre pulito le spiagge di Capo Rossello e di Punta Grande, invece quest'anno abbiamo supplito anche la mancata pulizia da parte della provincia, pulendo anche la spiaggia della Scala dei Turchi, Gelonardo e Pergole. Devo dire con ottimi risultati. Però ci sono dei posti che sono i più nascosti, diciamo, dove la gente arriva difficilmente e dove ci sono molti rifiuti. Abbiamo riscontrato la presenza di un po' di rifiuti, devo dire. Ringrazio a questo proposito di quei volontari di Lega Ambiente che sono venuti oggi insieme ad alcuni volontari di Realmonte e in particolare dell'associazione Scirocco a pulire anche questi angoli più nascosti e dove si arriva a piedi o con gommone. L'importanza di questa iniziativa è legata alla pulizia di un tratto di costa, a mio dire, più belli della Sicilia, in quanto siamo a 300 metri dalla Scala dei Turchi. E chiaramente è un posto difficilmente raggiungibile via terra, e quindi la pulizia si può effettuare solo via mare e noi stiamo utilizzando dei mezzi personali quali questo gommone per effettuare la pulizia di questo meraviglioso tratto di costa. Abbiamo deciso di iniziare così il periodo di avvicinamento al Ferragosto, venendo probabilmente nel tratto di costa più bello che c'è qui in provincia di Agrigento, quello della Scala dei Turchi, e vorremmo che passasse un concetto nella mente delle persone. Di questo posto bisogna essere assolutamente orgogliosi per la sua bellezza, nella stessa maniera in cui si è orgogliosi delle proprie abitazioni. Quello che abbiamo trovato qui questa mattina è veramente qualcosa di vergognoso, qualcosa di inimmaginabile. Allora noi speriamo che la gente finalmente capisca che tutto questo ci appartiene, che di tutto questo appunto dobbiamo essere orgogliosi, dobbiamo salvaguardarlo, proteggerlo e che basta veramente poco. Venire qui a pulire questo pezzo di spiaggia significa poi riportarsi indietro i propri rifiuti. Non chiediamo nient'altro, chiediamo solamente che la gente riporti indietro quello che rimane dopo una giornata di permanenza su questa e su tutte le spiagge della nostra provincia. Oggi abbiamo aderito a questa iniziativa di pulire la spiaggia di Lido Russello perché proprio facendo una passeggiata su questo litorale ci siamo resi conto che l'inquinamento è un problema serio. Abbiamo deciso di pulire questa spiaggia per renderla anche più piacevole, perché è un peccato rovinare questo magnifico paesaggio con delle sporcizie che l'uomo lascia inconsapevole del danno che provoca all'ambiente e anche a se stesso. A ridosso di Ferragosto sicuramente vorrei raccomandare a tutti i miei coetanei di avere rispetto per le magnifiche spiagge che abbiamo ad Agrigento e provincia e soprattutto di non lasciare rifiuti, sporcizie, bottiglie o tutto ciò che viene consumato durante la notte di Ferragosto e quindi di lasciare pulito, intatto, così come lo trovano il mare e le spiagge dove passeranno la notte.